Percorsi opposti alla Pala 7 Infinity. La Florentia dopo 3 vittorie nelle prime 3 deve riscattare una striscia negativissima con una vittoria e 6 sconfitte nelle ultime 7 per la kick-off, 4 vittorie consecutive e la voglia di vincere la quinta per andare a sedersi sempre di più al tavolo delle grandi. Buon pomeriggio da Gorgonzola, da Peppe Di Giovanni, 11ª giornata di Serie A femminile. La sarda, ex Salinis, vincitrice del campionato con la Salinis, Pomposelli, grande 1-2 con Vanin. Ci prova con questo destro che finisce fuori non di molto. Buona giocata da parte di Arianna Pomposelli. Pomposelli, Bettioli, ancora Pomposelli. Limite dell'aria, spostata sulla sinistra, Pomposelli dentro, autogol clamoroso da parte di Perelli. Iniziativa di Pomposelli, sfortunata qui la Florentia. Fatto sta che la kick-off passa in vantaggio con una giocata un po' fortunata, ma comunque importante per sbloccare la partita. I piedi educatissimi di Irene Franco. Valeria Schmidt, Vanin può prendere il tiro, sì, va da sola! Arriva il gol numero 17 di un fenomeno, Vanin, 2-0 al minuto 7 e un secondo. Poi De Massis, adesso la chiusura difensiva e la ripartenza della Florentia con uno sprint ottimo di Talita Bianchi. Irene Franco sulla conclusione di Talita. Colel. Vi invito sempre a interagire con noi, occhio alla giocata di Shai che trova un break di mezzo allo svantaggio. Era nell'aria il gol della Florentia, segna Shai De Camargo che accorcia le distanze, buono il break, l'allungo e la conclusione. Il gol del 1-2. Vanin. Cercata Pomposelli, carezza il pallone, prende la traversa, ha calciato un cioccolatino Pomposelli che ha rischiato di segnare in grande stile il gol del 3-1, attacca però Perelli dall'altra parte, fuori per Vanin, deviato Mannucci, Valeria Schmidt bravissima a leggere la traiettoria e a gettarsi a corpo morto. Shai vuole un fallo di mano alla Florentia ma si gioca. Pomposelli, Valeria, la palla sfila, Bettioli, che parata di Mannucci. Tutto bene, ritmo però basso. Valeria, Bettioli. Dentro, gran palla di Vanin che trova un altro corridoio per l'inserimento di Brenda Bettioli. Il gol del 3-1, ma che assist di Deborah Vanin. È passata in mezzo Bettioli. Anche una buona tenuta atletica la Florentia, che comunque non cala così tanto di intensità. Buono il movimento di Talita Bianchi. Talita riapre la partita con il destro da destra sul primo palo. La palla poi sfila e il gol del 2-3. Destro Vanin si infila su Lata Plevano, occhio che poteva partire un contropiede. Valeria per Vanin, Vanin in aria, Vanin risolve sempre lei i problemi di questa squadra con la punta, esulta anche più del solito Deborah Vanin, 18° gol in campionato e io francamente non ho più nulla da dire. Bettioli e Giana, area di rigore, dentro Bettioli non la prende, occhio 3 contro 2 e il PDO, scarico Shai, Franco in uscita. Buona uscita di Irene Franco qui. Poi il PDO, Talita. Perelli, ancora Talita, suola, cade Bettioli che però torna sul pallone. Perelli passa il destro da parte di Talita, prende il palo esterno, occhio alla ripartenza della kick-off. Pomposelli e Perelli, Perelli passa di esterno, buon lavoro. E il Pidio vuole andare, il Pidio che la riapre ancora la partita. Che diagonale di Alin El Pidio, 12 gol per la numero 11, 3-4, che finale. Shai, occhio perché la tiene anche in campo, 3 contro 2, Shai trasforma l'azione difensiva in offensiva, c'è il Pidio e il Pidio, doppio palo di El Pidio,
la prende anche Shai, poi insiste Talita, si scontra con Shai, è in campo 12 secondi alla fine, palo di Elpidio, che finale ancora, Pomposelli salva, 8 secondi, c'è spazio per un'occasione per la Florentia, doppio palo di Elpidio. Arianna, partirei dalla tua prestazione, hai cercato il gol praticamente per tutta la partita e spesso per centimetri non è entrata. Sì, vabbè, sono giornate così, nel senso che può capitare il giorno che provi, riprovi e non entra, però non era importante fare gol se non vincere la partita, l'abbiamo vinta, quindi va bene così. Partiamo con la nota negativa, forse un po' di sufficienza, il finale è gestito un po' così, il doppio palo di Elpidio a 20 secondi praticamente dalla fine. Forse vedere la Florentia con questa formazione rimaneggiata vi ha fatto pensare a una partita più facile di quella che poi realmente è stata? Guarda, penso che ovviamente quello che succede fuori da qui influisce un po', nel senso che alla fine si è letto sui giornali di quello che stava succedendo un po' e chiaramente un po' influisce, però siamo comunque entrate concentrate e ci siamo dette nello spogliatoio che l'importante era fare una grande prestazione a prescindere da quello che succedeva intorno. Penso che non è stata sufficienza se non carattere, nel senso che stiamo lavorando tanto, ci stiamo costruendo come squadra nel campo e ci dobbiamo costruire ancora di più, secondo me, anche sotto il profilo caratteriale, perché a 20 secondi dalla fine dobbiamo starci con la testa a prescindere dall'avversario che abbiamo di fronte. Ti faccio l'ultima, detto questo i 3 punti sono fondamentali, 15 punti nelle ultime 5, la classifica si è completamente capovolta, dove può arrivare questa squadra? Guarda, penso che stiamo crescendo tanto partita dopo partita e dobbiamo continuare a lavorare tanto perché ci sono tantissime cose da migliorare e penso, come avevo detto già mesi fa, che la classifica non era realistica e sono contenta che siamo riusciti a risalire e dobbiamo continuare così perché dobbiamo salire ancora di più. Penso che possa arrivare lontano se lavora bene. Partirei dal finale, doppio palo di Elpidio, prima prendi il gol del 3-4, confusione, gestione sbagliata di qualche pallone, un allenatore come te attentissimo ai dettagli, cosa dice dopo una partita così? Non lo so, evidentemente abbiamo fatto una settimana spettacolare, io penso che si ascolti e si guardi troppo Facebook, evidentemente. Arianna Pomposelli ci ha detto dobbiamo avere più carattere nella gestione dei finali di partita, nella gestione di certe partite. È mancato un po' il carattere oggi? No, secondo me è entrato il piglio per affrontare una partita di Serie A, se non siamo entrati evidentemente per le vicissitudini che abbiamo sentito della squadra avversaria, però l'abbiamo detto tutta la settimana, non devi pensare a fare il nostro e ogni partita ci sono i 3 punti in palio, ma soprattutto ci sono l'oleare determinati meccanismi. Abbiamo lavorato super bene, 2 settimane che stiamo lavorando benissimo, mi dispiace di questa prestazione, però alla fine 3 punti. Chiaro che con dei brividi così alla fine te la complichi da solo. Però diciamo dopo quella partenza a rilento che ci può stare perché hai cambiato praticamente tutta la squadra, ti eri prefissato questa fase centrale del campionato con questo filotto di partite che si potevano fare volendo, che erano quasi diciamo alla portata sicuramente. Questa è una squadra che adesso che limiti si pone? No, noi non ci poniamo nessun limite, noi stiamo lavorando con questo gruppo, ci sta dando tantissime soddisfazioni. Evidentemente questa gara è stata presa secondo me nella maniera sbagliata, all'alto livello non sono scuse però, quindi il ritmo era basso, evidentemente il Firenze ha ruotato 4 persone, evidentemente le ragazze queste cose ancora secondo me siamo entrati male, abbiamo fatto qualcosa, come parlavo con il mio collaboratore del primo e secondo tempo, qualcosa come 21 finalizzazioni in porta al primo tempo, evidentemente è mancato qualcosa per...